In ogni città che si rispetti, la pulizia è un punto focale e Padova non fa eccezioni. Dopo la sperimentazione svoltasi l'anno scorso, tornano le pulizie straordinarie volute dalla Giunta. 26 sono gli interventi già pianificati in varie aree della città. Questa mattina i lavori, partiti alle 5 e durati 6 ore fino alle 11, hanno visto protagonista la zona fiera, con le vie Tongiz, Confalonieri e Pescarotto. In campo mezzi ordinari e non, per riportare le vie allo splendore. A vigilare sullo svolgimento delle pulizie, oltre ai responsabili di Acegas APS Amga, anche l'assessore all'ambiente Chiara Gallani e il sindaco Sergio Giordani. Sì, un'operazione molto importante, è la seconda che facciamo, questa è in zona fiera, prima abbiamo fatto Sonora in zona Arcella, è un'operazione molto importante. Uno dei problemi che abbiamo pulito a fondo della città è il parcheggio, macchine che impediscono la pulizia. In questo caso vengono avvisati tramite manifesti, tramite volantinaggio e quasi sempre troviamo a posto e liberi. Di conseguenza possiamo fare lavori importanti, vengono pulite le caritoie, per cui dalle foglie, da tutte le ringondanti, tutti i cassonetti, vengono lavate le strade, viene fatta veramente una pulizia a fondo. È organizzato dall'assessore Gallani, sta facendo un'ottima operazione perché ogni volta viene a vedere, io vengo a casualmente, lei viene ogni volta, comincia alle 5 della mattina e lei è qua alle 5 della mattina, non ci credo, e dura 5-6 ore. Alla fine la strada è veramente pulita. Sì, una precisazione, in realtà l'abbiamo sperimentato l'anno scorso con 5 passaggi, testandolo a partire anche dalle richieste dei cittadini che chiedevano un impegno sulla pulizia, ed è quello che stiamo mettendo. Quest'anno l'abbiamo messo stabilmente a PEF con 26 passaggi ogni 2 settimane in tutti i quartieri della città, quindi con l'impegno di andare in tutta la città. E sono proprio pulizie a fondo straordinarie in cui si chiede un impegno ai cittadini, che è quello di spostare le auto, e vedo che c'è una buona risposta da questo punto di vista, perché poi vedono i risultati. E lo scopo è quello di prendersi cura, noi, il comune prima di tutto, e la città, in modo poi di farlo tutti assieme. E, peraltro ci sono una serie di ricadute positive, per esempio il passaggio del mezzo che raccoglie le polveri, le ferma, passa con l'idropulitrice, quindi ci dà una mano anche dal punto di vista dell'inquinamento. E banalmente con quel mezzo, con quel passaggio meccanizzato, si aiuta anche a pulire dal verde indesiderato, perché va proprio a toccare anche gli angoli, no? Gli angoli, come si dice, come si fa a casa, e a liberare anche da quel verde incontrollabile. Oggi abbiamo coperto, fate conto, quasi 3 km lineari, quindi un impegno su una serie di strade che però è importante. In campo una squadra di 20 uomini che prima hanno proceduto a svuotare i cassonetti per poi lavarli. In seguito, con le puliscistrade, si è proceduto allo spazzamento con acqua nebulizzata e un mezzo ha poi eseguito un lavaggio stradale approfondito. Con l'occasione ripulite anche le caditoie. Prossima tappa tra 2 settimane nel quartiere Brusegana. Sfiscia Channel News, Padova.